Salve a tutti, facciamo ora lo studio della funzione x per reale a x. Questa funzione è definita su tutto l'insieme dei numeri reali, non c'è nessuna limitazione. Calcoliamo f di 0, 0 per e alla 0 fa 1, insomma 0 per 1 fa 0, ok, e comunque non fa 0 in nessun altro punto, e alla x è sempre positivo, e x vale 0 solo quando x vale 0. Va bene, e il segno della funzione è anche molto facile da vedere perché e alla x è sempre positivo e quindi il segno della funzione che stiamo studiando è uguale al segno di x. Quando x è positivo la funzione è positiva, quando è negativa e vale 0 in 0 come abbiamo appena visto. Adesso cerchiamo gli asintoti, quindi non c'è nessun asintoto verticale, non abbiamo nessun denominatore. Cerchiamo asintoti orizzontali e dovremo però distinguere casi quando x va più infinito e meno infinito. Limite per x che va più infinito di x e alla x. Allora x va più infinito e alla x, quando x va infinito va anche all'infinito, più infinito per più infinito viene più infinito, quindi non esiste asintoto orizzontale destro perché stiamo andando x a più infinito. E poi vedremo se esiste l'asintoto obliquo, ma intanto vediamo limite per x che va a meno infinito di x e alla x. Allora, questa è una forma indeterminata del tipo infinito per 0, perché? Perché x va a meno infinito e alla x, quando x va a meno infinito, va a 0. È una forma indeterminata di questo tipo. Allora, come possiamo calcolarlo? Un modo è questo. Allora, x lo ricopio, questo e alla x lo scrivo come 1 fratto e alla x. E perché questo? Perché 1 fratto e alla x è e alla meno x. Questo x lo metto sopra, allora abbiamo x fratto e alla meno x. E adesso quando x va a meno infinito e alla meno x, quindi meno x va più infinito, insomma il denominatore va infinito, il numeratore va infinito. In realtà è ancora una forma indeterminata, infinito fratto infinito, però possiamo ragionare così: l'esponenziale va infinito molto più velocemente di una funzione polinomiale e quindi il denominatore va più velocemente a infinito e allora abbiamo 0 come valore limite. Si può ottenerlo anche in un altro modo con la regola di Hopital per calcolare questo limite. Beh, è uguale, secondo la regola di Hopital, limite per x che va a meno infinito, dobbiamo fare la derivata sopra e sotto, derivata di x è 1, derivata di e alla meno x e alla meno x per la derivata di meno x che è meno 1, meno e alla meno x. Comunque quando x va, adesso non importa neanche se è più o meno infinito, il denominatore va infinito e quindi qui otteniamo 0. Quindi abbiamo un asintoto orizzontale sinistro, perché quando x va a meno infinito la funzione va a 0, asintoto orizzontale sinistro. Nel caso di x che va più infinito non esisteva l'asintoto orizzontale, però dobbiamo vedere se esiste quello obliquo. Allora dobbiamo calcolare il limite per x che va in più infinito di f di x fratto x. Mettiamo qua l'espressione x e alla x fratto x si semplifica e abbiamo il limite per x che va infinito di alla x che è ancora più infinito, quindi non esiste neanche l'asintoto obliquo a destra. Calcoliamo la derivata. Questo è un prodotto, allora faremo la derivata derivata di x che è 1 per e alla x più x per la derivata di e alla x che è sempre e alla x. Adesso raccogliamo e alla x e qua abbiamo 1 più x che posso scrivere così: x più 1 e alla x. Questa è la derivata prima. Allora e alla x è sempre positivo, quindi la derivata prima varrà 0 quando x più 1 è uguale a 0, cioè quando x è uguale a meno 1. Vediamo il segno della derivata prima. Allora in meno 1 la derivata prima vale 0. Stessa considerazione prima, e alla x è sempre positivo, quindi il segno della derivata prima è uguale al segno di x più 1, che è una retta crescente, una retta crescente perché abbiamo il coefficiente di x che è 1 per x, e quindi abbiamo prima meno e poi più, quindi prima questa è la derivata, no? Quindi prima la funzione decresce e poi cresce. Visto che è così, qui abbiamo un minimo locale. E calcoliamoci
anche la coordinata y del minimo, la coordinata x del minimo è meno 1, calcoliamoci f in meno 1, qua mettiamo al posto di x meno 1 è alla meno 1, quindi meno 1 fratto e, quindi il nostro minimo locale a coordinate meno 1 fratto e, poi ho calcolato il valore approssimato di meno 1 fratto e, ho trovato meno 0,4. Ok, derivata seconda, guardiamo questa espressione. Quindi sempre facciamo una derivata del prodotto, derivata di x più 1 è 1 per e alla x più x più 1 per la derivata di e alla x che è sempre e alla x, raccolgo e alla x, qui ho 1 più x più 1, lo riordino, x più 2 per e alla x, questa è la derivata seconda. Ok, è molto simile nella forma alla derivata prima, quindi e alla x è sempre positivo, allora la derivata seconda è 0 quando x più 2 è uguale a 0, cioè quando x è uguale a meno 2. Stesso discorso di prima, visto che e alla x è sempre positivo, allora il segno della derivata seconda è uguale al segno di x più 2, che è sempre una retta crescente. E allora abbiamo prima meno e poi più, quindi abbiamo prima la concavità così, poi così. Per la concavità basta ricordarsi come per la parabola, per il coefficiente di x al quadrato, se è negativo abbiamo una parabola rivolta in giù e se è positiva rivolta in su, questo ci aiuta a ricordare. Ok, allora, visto che abbiamo così e così la concavità, questo, qui in meno 2 abbiamo un punto di flesso. Calcoliamoci quanto è la coordinata y in meno 2 per sapere dove è il punto di flesso. Allora calcoliamo la funzione in meno 2 per e alla meno 2, quindi meno 2 fratto e al quadrato. Queste sono le coordinate del punto di flesso, che poi ho calcolato l'approssimazione di meno 2 fratto e al quadrato, che ho trovato meno 0,3. Quindi adesso per il grafico io consiglio di mettere prima gli asintoti. Abbiamo un asintoto orizzontale, però solo a sinistra, y uguale a 0. Certo si poteva disegnare l'intera retta, ma per evidenziare che l'asintoto a sinistra lo disegno solo da qui in poi. Sì, da qui in poi. Ok, e poi bisogna togliere parti del piano dove non c'è la funzione. La funzione qui è negativa, qui è positiva, quindi tolgo la parte positiva qui e tolgo la parte negativa qui, quindi la funzione potrà stare solo in questo ambito, anche se l'ho già disegnata, ma pensate al ragionamento. E allora abbiamo il minimo locale che l'ho disegnato, l'ho messo qua, abbiamo il punto di flesso che è questo, e quando andiamo a più infinito la funzione va più infinito, quindi qua va su e basta. Allora f di 0 uguale a 0, la funzione passa per l'origine. Allora, dall'origine andremo giù fino al minimo e dal minimo dobbiamo andare su, perché questo appunto è un minimo locale. Adesso bisogna stare attenti quando si disegna a fare in modo da far capire che qui questo è un punto di flesso, cioè che cambia la concavità, cioè da così a così, questo si ricollega a questo, come vedete qui cambia la concavità in questo punto e ci dobbiamo per forza avvicinare qua all'asintoto, all'infinito. Va bene, abbiamo fatto questo, lo studio di funzione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.